Rieccoci, primo su Interpares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Reporter, oppure potete guardare anche in streaming su TV7, e alla palla ovviamente dopo tutto quello che ha detto pensi che io non riesco più nemmeno a fermarlo Bruno Cesaro, perché è anche un amico, quindi nelle trasmissioni che ha partecipato, di cui io ne ero il conduttore, facevo fatica a fermarlo, proprio è da prima le vacanze che non l'avevo, è ritornato dopo le vacanze, siamo sempre su quella falsariga, però prego. No, io allora vorrei riprendere un attimo l'argomento. Dire a una persona che è gay non è un'offesa, cioè vorrei chiarirlo questa cosa, come dire a Cesaro che è pelato, dire a Mattia Galdiolo che è gay non è un'offesa, non rientra in quelle norme che venivano citate prima del DDL Zan, non rientra assolutamente, se poi magari le riproporremo. C'è un meccanismo... le rimettiamo un attimo in video, la regia la segue attentamente e le rimette in video. Eccole qui, guardi, subito qui. Che punto, prego. Nel senso che, come c'è scritto lì, persone che incitano, istigano a commettere o commettono violenza. Cioè non c'è scritto da nessuna parte che uno non può esprimere la propria opinione. Noi abbiamo riassunto ovviamente per certo. Lo ricordi l'articolo 4 del DDL Zan, l'articolo 4 parla chiaramente, cioè quello che ha detto Adinolfi è vero, cioè voi potete girarla come volete, ma l'articolo 4, mi pare sia il 4, dove c'è l'interpretazione da parte del giudicante, del giudice, tu non puoi esprimere un parere, perché un giudice può condannarti, punto. Dai, lasciamo stare, questo qui è un sunto che ha fatto... Ma allora, questa è una cosa che funziona in Italia in qualsiasi ordine di giudizio per qualsiasi tipo di reato, c'è un giudice che decide e giudica in quanto tale. Cioè, adesso non è che il DDL Zan fosse particolarmente diverso da altre leggi che vanno a toccare meccanismi di reato sulle persone. Okay? Quindi, cioè, non è che possiamo dire improvvisamente il giudice non può più giudicare, allora ne facciamo a meno. E mi sembra veramente palese questa cosa. Nel momento in cui si arriva dentro un tribunale c'è qualcuno che decide e giudica. Questo nella legge Zan non era il punto fondante. Il punto fondante è che ci sono delle persone che per orientamento sessuale, per identità di genere, per disabilità, per il fatto di essere delle donne, lesbiche più o meno, transgender, eccetera, vengono in qualche modo discriminate o verso di loro vengono commessi atti di violenza. Questa era la legge Zan. Non è che adesso andiamo in cerca di... Fermali, Adinolfi mi dica perché scuote la testa rapidamente e le do un attimo la parola. È così, gli atti di violenza nei confronti degli omosessuali come di qualsiasi altra persona sono già puniti dalla norma. La legge Zan puntava a punire le opinioni, cioè puntava a dire che se io sostengo che il matrimonio omosessuale, o dico meglio, l'utero in affitto è un'aberrazione, io posso essere portato in tribunale e essere considerato un istigatore di odio omofobico. Fermoli, è stato chiaro. Adinolfi, è stato chiaro. Quella è la cosa bella. Allora, la gravidanza... Poi anche Iris vuole intervenire anche a lei. Si chiama Signora Adinolfi, grazie, abbiamo capito. La gravidanza per altri non è, tra l'altro, non è permessa in Italia, cioè mi risulta che ci sia in questo momento... ma la mia opinione è che sia un'aberrazione. È un'aberrazione. Ce ne faremo una ragione. Ma ce ne faremo una ragione del fatto che lei... non se ne fa una ragione. Cioè voi lo mandate a giudizio e lo potete condannare fino a 4 anni. Ma Cesaro, per sì, perché il DDL Zan recitava proprio questo recitava il DDL. Gentilmente, come sempre, un po', se parlate una volta va bene, qualche volta scontrarsi, però a casa altrimenti non capiscono un ragionamento. La gravidanza per altri non è inclusa in nessuna norma all'interno del DDL Zan, non è mai citata, perché la gravidanza... Che c'entra? È l'opinione sull'argomento che voi volete colpire, perché potete mandarmi a giudizio se io dico che è un'aberrazione,
e davanti a un magistrato a me che non decide che la mia interessa... opinione istiga all'odio, io vengo condannato. E c'è una piccola parolina che lei ha messo lì. Lei ha messo la parola violenza ed è di questo che stiamo parlando, non del fatto che lei pensi che la gravidanza per altri è un'aberrazione, perché questa è la sua opinione, io la rispetto. Io non ho nessun problema a rispettare la sua opinione, mi piacerebbe però che lei rispettasse la mia. Perché allora saremmo davvero pari, perché altrimenti io non ho strumenti per lei mandarla a giudizio. Lei voleva strumenti per mandarmi in galera, Guardi, è la differenza fondamentale questa. Io non ho strumenti per cui la sua opinione può essere chiamata in giudizio. Lei poteva dire che io sono un istigatore all'odio e se trovava ma lei è effettivamente un istigatore all'odio, veramente. Perché parla male dell'utero in affitto? No, per tutto quello che... stiamo parlando di questo. Cesare, stiamo parlando di questo per cortesia, io credo che il signor Adinolfi non abbia bisogno di avvocati difensori, ma infatti, ma poi neanche ho voglia di difendere Adinolfi, non mi interessa, difendo me stesso. Torniamo alla questione di Viale Zan, se volete. Allora, io mi fermo e ne riparliamo dopo, però volevo chiarire questa cosa, che dare dell'omosessuale a un omosessuale non è un reato, non è un'offesa, non è un'istigazione all'odio. Credo che insomma dare dell'omosessuale a un omosessuale sia una cosa stupida, nel senso che non vedo perché. È come se qualcuno dicesse a me: ah, tu sei una donna, e io mi offendo. Ok. Com'è che l'hai chiamato l'utero in affitto? Gravidanza per Posso altri. segnarlo? Certo, No. anche GPA se vuoi. GPA? Sterilizzazione per altri. Ma allora io intanto penso che come dire, ci sia un costante tentativo di evocare il DDL Zan cercando di annacquarlo, di spostarsi dal centro nevralgico di ciò che voleva difendere e soprattutto di ciò che voleva rappresentare. Oggi viviamo in una condizione in cui ci sono persone che vengono picchiate per strada a suon di offese del tipo frocio schifoso e che poi nel momento in cui vanno a denunciare quello che accade non hanno la possibilità di chiarire che tipo di reato hanno subito e quindi il tutto si perde all'interno delle cancellerie in un reato generico. Se questo, le faccio una domanda, Ivis, così anche per sapere, se qualcuno dice frocio schifoso è giusto che venga colpevolizzato, e se uno gli dice o mi dice pancione schifoso, cosa dovrei fare? Ma credo che siano due cose leggermente diverse. Perché? Nel momento, no, perché quello che stavo cercando di dire è che nel momento in cui una persona... però mi spieghi perché è diverso. Io ho aggiunto un tassello, direttore, cioè ho detto che mentre una persona viene picchiata la si offende dando ad intendere con chiarezza... Io vi lascio parlare, è per capire, perché capisca anch'io. Ma infatti solo per questo, nel concetto che io dico giustamente omosessuale schifoso, così è un'offesa che va colpevolizzata e sono d'accordo con voi. E se uno mi trova per stare e dice quel pancione schifoso lì, lei dice un'altra cosa, non è un'altra cosa, mi offende, ci sto male e posso anche, se sono un po' matto di carattere, dargli un cazzotto, capito? Allora, quello che non è che stavo cercando di spiegare... Io parlo al di sopra delle parti perché sono pancione. Certo. E quindi le cose vanno viste anche da ambo le parti. Ma quante volte l'hanno picchiata per la sua pancia? No, perché era questo il ragionamento che stavamo facendo. Cioè, prima sembrava, ascoltando Adinolfi, ma anche Cesaro, per carità, tutte opinioni noi ascoltiamo e rispettiamo, ma sembrava che sostanzialmente queste persone non mi hanno picchiato, ma può nascere il picchiare, perché se mi dice pancione schifoso, dico un dialetto, lei reagisce. Io reagisco e l'altro mi può picchiare. Ma noi stiamo parlando invece di una persona che viene picchiata per... Oggi ci sono persone che vengono picchiate e discriminate per ragioni di orientamento sessuale. E queste persone rischiano, diversamente da chi magari è in sovrappeso e viene per questo picchiato, di non trovare una copertura dal punto di vista della tutela normativa che invece il DDL Zan provava a sanare. Ora io non so per quale ragione Adinolfi pensa che sia necessario che queste persone vengano picchiate e non venga attribuita nessuna aggravante, laddove peraltro sia particolarmente chiaro ed esplicito. Se picchiano me o picchiano penso invece che corrisponda a un grosso limite di pensiero quello
di immaginarsi, perché tutto questo ragionamento confuso su il fatto che in quanto uno è presidente di un'associazione allora automaticamente rischia di essere incarcerato, ma cioè, non ho capito. Non è un fatto, non è un ragionamento confuso, solo... si chiama lasciamo finire Adinolfi, lasciamo finire Ivis correttamente, prego. Io penso che quando sta facendo, però è stato in silenzio mentre parlava lei. Non conosce neanche la natura delle norme. Sì, però sta dicendo che se uno è picchiato non succede niente. Però non è possibile così. Adinolfi, io ho detto una cosa molto diversa di Adinolfi, lei l'ha capita perfettamente, è che ha tutto l'interesse a continuare ad annacquare e la far posso finta. bloccare, chiedo gentilmente a Adinolfi, prima Ivis l'ha fatto parlare perché la trasmissione abbia un senso, a casa qualcuno vi ascolti, se Adinolfi riesce un attimino a intervenire nel momento che ha terminato ovviamente il pensiero l'ospite, prego. È incontinente, è un po' incontinente, prego. Giusto un pelo. No, stavo semplicemente dicendo che io credo che se nessuno fa nulla di male, nulla deve temere, quindi questo atteggiamento di Adinolfi, di preoccuparsi, di essere soggetto, evidentemente è perché in cuor suo sa che probabilmente su alcune cose anche la sua associazione non solo non rappresenta delle idee che invece si stanno cercando di difendere, e tra l'altro vorrei aprire e chiudere una parentesi su una cosa che fino adesso non è stata detta, cioè il DDL Zan non è stato affossato attraverso un voto, cioè non è che è stato bocciato, gli è stato impedito di essere votato, è stato impedito a un Parlamento di esprimersi secondo un iter ordinario, anche e probabilmente perché c'era il timore che poi, al di là del pallottoliere, diciamo, dello schieramento partitico di quanti avrebbero dovuto rispondere agli ordini dei capigruppo, magari saltavano fuori più voti di quelli previsti, perché tutti sappiamo che se è arrivata nelle piazze quella battaglia è perché, al di là dell'orientamento dei partiti, c'era un chiaro segnale dalla base anche all'interno del Parlamento. Sentiamo anche Alain, il pensiero di Alain, sentiamo il suo Alain. No, sinceramente, insomma, io rappresento la Lega e come Lega noi abbiamo fatto chiaramente capire che la legge, così come era stata proposta da Zan, non aveva nemmeno senso di discuterla, perché vedete il grosso e il grave errore della legge Zan è che la rende politica, una decisione politica, e nelle decisioni politiche ci si schiera, giustamente, ma si corre il rischio, proprio quando si porta a casa una legge politica e non una legge di diritti, ma una legge politica, si va a finire poi che giustamente Adinolfi, come tanti altri, sono preoccupati perché i giudici in Italia hanno dato dimostrazione di essere assolutamente apolitici, no? Sì, di non prendere mai delle decisioni politiche. Sappiamo bene come funziona in Italia, no? Allora capisco Adinolfi la grande preoccupazione di una legge di questo tipo, perché non è una legge che parla di diritti, sì, lo farà anche tra le righe, ma ciò che fa soprattutto è quello di dire come puniamo gli eventuali trasgressori e da chi li facciamo punire? Da una magistratura assolutamente libera, apolitica. Insomma, in Italia queste cose qua fa fatica a esserci. Io concordo con quando diceva giustamente, cioè, io non mi sono mai posto il problema se una persona è omosessuale, non è omosessuale, eccetera. Quando lo veniva a sapere diceva ok, ma non mi interessava e non mi interessa. Io, ve lo dico, da piccolo venivo picchiato, perché ero piccolo, di altezza. Mi menavano, sempre. Cioè la vedevano o la picchiavano? Sì, mi menavano. Ma non è che per questo hanno fatto una legge... È interessante questo. No, perché? Voglio dire, perché ero basso di statura e mi menavano. Ci sarà stato sicuramente quello che poverino è stato menato perché era grosso. E lei non lo provocava? Okay. Veniva piccolino e lo menavano? No, mi menavano perché ero il nano, ero piccolino. Sì, ma avrà provocato lei? No, ero il più piccolo della classe, e che sono quelle logiche idiote, no, dell'idiozia umana che esiste. Se facciamo finta che non esista l'idiozia umana, quindi se qualcuno viene picchiato, facciamo finta di niente, di vivere sulla Luna, l'idiozia umana esiste, fa parte della nostra natura e dobbiamo farne conto. Una legge come l'avrebbe voluta discutere la Lega, perché non ha voluto discutere la sinistra, non hanno voluto mettersi al tavolo e discutere di una legge che parlasse della discriminazione. Perché guardate bene che la legge è un po' come le quota rosa, la discriminazione inizia dal momento in cui fai una legge che per iscritto parla di alcune discriminazioni, perché altrimenti non esiste la discriminazione. Perché fin tanto che non esiste. Ma no, ti ho detto che venivo menato, come non esiste la discriminazione? Esiste come? Vuoi che ti parlo della discriminazione politica che ho ricevuto io perché ero leghista?
le botte che ho preso ai banchetti perché esternavo un'idea diversa. Se parliamo di discriminazione, e mai nessuno. No, ma per dire. Ma perché? È strano che tu sia ancora vivo, però. Ma non è questione di essere strano, è che fa parte purtroppo della nostra società. A volte esagera. Anche quella parte. No, io ovviamente esagero ovviamente le condizioni. Io infatti esaspero e dico è strano che tu con tutte queste botte sia ancora vivo. Tutta una serie di discriminazioni. Che la cosa migliore da fare era sedersi a un tavolo e discutere tutti assieme. No, perché si è voluto a tutti i costi fare una battaglia politica voi avete messo e non di diritti. Avete messo subito l'indice su identità di genere. Identità di genere non lo volevate. Questa è una definizione che non vi piaceva. Perché vedi, lo so bene perché. È l'utilizzo delle parole, guardate che è utile l'utilizzo delle parole. L'utero in affitto, cos'è che è diventato? No. Ecco, usate questi addolcimenti, questo metodo di addolcire le cose, diciamo come sono compravendita di bambini, punto chiuso. Cioè voglio dire, non parliamo di altre robe. Parliamo della legge Zan. Certo, nella legge Zan non si parlava di utero in affitto, per carità. Allora no, scusami, spiegami identità di genere che cosa addolcisce. Ma è un modo, ma è un modo sbagliato, bisogna essere franchi e dire cosa per consentire alle persone. No, è un modo generico per l'appunto. Non vogliamo, sì, perché riguarda il genere e in quanto tale è generico. Esatto, io sono contrario ai temi, è come l'operatore ecologico che una volta era, voglio dire, è diventato operatore. Ma spazzino, cioè è inutile che serve utilizzare l'uso delle parole. Alain, scusami, dimmi. Se volete arrivare alla persona che non capisce e che è intollerante perché è ignorante, non potete usare termini. Io penso che tu non sia ignorante, voglio sapere. Non mi interessa perché ogni persona ha la propria, punto chiuso. Non ci devono essere discriminazioni, basta. Che cosa vuol dire? A me non mi interessa l'orientamento della persona. Io vi do un consiglio che lo do sempre. A me, se fate cacciare, mi sta bene perché li ascoltiamo. Certo. E quindi vi la lascio fare. Però sappiate che in una trasmissione importante come questa a casa non capiscono nulla. Io ve lo dico, se poi volete far cacciare, volete prendervi a cazzotti, a me va bene perché credo di essere stato chiaro. Miotti, inizio cerco di fare un po'. Scusi, cerco di fare un po' di piacere. Lo volevo fare come ultimo questa domanda, le faccio a metà. Non c'è la possibilità che le parti si avvicinano nel tempo? Non so se sono stato chiaro in questa domanda, invece di avere questo distacco che mi sembra sia davvero pesante da ambo le parti, sia da Adinolfi sia da ETA, indipendentemente da chi vede le cose in maniera giusta o sbagliata. Ecco, c'è la possibilità in un futuro, e se questo futuro è rapido, veloce, di avere delle idee un po' più morbide su questo argomento? E se sì, come bisogna fare? Direttore, noi ci stiamo dividendo su tutto, no? Io ho perso degli amici su vaccino sì, vaccino no. Quando c'era il discorso del genere, andavo a fare le conferenze e mi dicevo: voi psicologi andate nelle scuole a creare scompenso per farvi pazienti per il futuro, no? Cioè nel senso che abbiamo un po' l'inclinazione a dividerci, no? su tutti i temi. Allora dobbiamo arrivare a una convergenza. Quando diceva... Ma questo è un tema che dove l'uomo, indipendentemente dall'essere, dovrebbe avere una visione un attimino più buonevole, se così uso un termine magari improprio, nei confronti dell'altro, quantomeno insomma. Sì, no, assolutamente, però per esempio l'esponente leghista, scusami il nome, Luciani. Sì. Allora lui diceva: a volte non siamo pronti neanche a capire le parole che vengono usate, allora c'è bisogno di fare cultura, ci si viene incontro. Direttore, quando ci si conosce, se noi non ci conosciamo, se non conosciamo i termini della questione, non riusciamo a capire, quindi ci va un po' di tempo perché queste cose vengano metabolizzate, quindi la conoscenza. Io voglio dire, faccio un lavoro dove mi sento veramente onorato di farlo e anche privilegiato, perché ho imparato i pregiudizi a mettermeli via. Io devo accogliere. Sabato ho visto una coppia dove c'è un trans,
con un bisex e voglio dire, e loro chiedevano di avere una consulenza per andare d'accordo, ma è da sempre che io non mi faccio il problema, io guardo la persona di fronte. Però allora lei mi chiede come dobbiamo fare? Sicuramente dobbiamo fare cultura, dobbiamo andare a scuola senza paura, no? Non deve esserci una parte sola. Ma lei vede un domani un Adinolfi che va d'accordo con Lella? Ma io credo il problema, se uno porta avanti la sua ragione, io credo che anche le ragioni di Adinolfi, io ho degli amici che con me poi hanno litigato quando c'era il discorso del genere, ma perché tu porti avanti un pensiero laico invece devi essere ortodosso e schierarti. Allora noi come psicologi, quando io ero vicepresidente, abbiamo detto che ciascuno di noi in scienza e coscienza ha diritto di dire delle cose. Io credo che i miei colleghi, anche all'ordine dei psicologi, a volte si dice ma se c'è un ragazzino che a 12 anni si sente una lei, ha diritto di farsi chiamare con un nome femminile. Io dico fermi un attimo, per carità, lui ha dei diritti, però noi forse dobbiamo anche porci il problema, ma questo ragazzino veramente vuole questo? Cioè diamogli un po' di tempo, perché a 12 anni è un po' presto. Poi quando rientriamo voglio sentire la politica, il nuovo governo, visto che è cambiato completamente, adesso è un governo di centrodestra, come ovviamente, visto tutte le dichiarazioni che aveva fatto la Meloni in tempi non sospetti, come affronterà questa problematica. Lo voglio sentire anche il vostro pensiero, tra poco.